Millefoglie di brasato di manzo all'amarone con patate schiacciate agli aromi e grana padano. Prendiamo del brasato di manzo cotto nella maniera classica, cioè facendo una marinatura di 24 ore nel sedano, carote, cipolla, bacche di ginepro, chiodi di garofano e l'immancabile amarone. Dopo 24 ore lo cuciniamo dopo averlo rosolato in pentola con dell'olio evo e affogato nella marinatura. Il risultato finale sarà questo pezzo di carne abbastanza scuro e il suo fondo di cottura che risulta quasi una crema realizzata con il vino rosso, passato a un colino fine per togliere tutte le spezie. Tagliamo questo brasato in maniera sottile con un coltello affilato oppure con una affettatrice e realizziamo delle fettine. Ora andiamo a montare la nostra millefoglie. Abbiamo preparato a parte delle patate schiacciate, solamente bollite e schiacciate e mescolate a degli aromi. Vedete che hanno preso il colore degli aromi, il verde chiaro. Qui a fianco abbiamo della misticanza con dei fiori eduli e l'immancabile grana padano. Scusi, in questo caso il grana ha una stagionatura di 28 o di 30 mesi? In questo caso 28 mesi, perché è una stagionatura relativamente giovane, però rilascia un grosso gusto di latte che va benissimo in una carne abbastanza impegnativa come questa che è il brasato. Ora montiamo la millefoglie. In una placca unta con dell'olio evo mettiamo le prime due fettine di carne. Posizioniamo un po' di patata schiacciata, altre due fette di carne incrociandole, ancora patata, un po' di grana padano grattugiato, ancora due fettine di carne, chiudiamo con una piccola quenelle in superficie. Questo, come potete vedere, è la rivisitazione dell'impiatto classico del brasato con purè di patate. La finitura sarà del grana padano grattugiato, in superficie abbondante, dell'olio extravergine di oliva, e lo andremo a ripassare in forno. Finché la carne si gratina in forno andiamo a preparare il nostro piatto. Mettiamo uno specchio del fondo di cottura, qualche fogliolina di misticanza, i fiori eduli, qualche scaglia di grana padano, e ora andiamo a prendere la carne. La carne è uscita dal forno, la trasferiamo nel piatto. Completiamo il piatto prima del servizio con un filo di riduzione di aceto balsamico e dell'olio extravergine di oliva. L'ideale per un pranzo di cerimonia, una millefoglie di manzo all'amarone con patate schiacciate agli aromi.